che l'imputata non sia in grado di comprendere gli atti del processo e di esercitare le proprie difese, rigetta la richiesta e dispone procedersi oltre. Entrati nell'appartamento, trovavamo la vittima riversa per terra, in posizione supina, semi-incosciente. Devo dire che l'iniziativa della preside del liceo ospedalieri è stata un'iniziativa stupenda, cioè la preside è stata una visionaria perché ha portato avanti un progetto, e l'evento di oggi nella conferma, volto a far sì che la scuola sia veramente un modo per spingere i ragazzi a trovare le proprie inclinazioni in chiave futura, quindi in chiave universitaria e anche in chiave di professione dopo l'università. Tanto è vero che ci ha consentito di fare questa simulazione del processo, e all'interno di questo ancora meglio è stato il comportamento degli alunni che, preparati in minima parte, cioè su come si potesse fare il processo, hanno materialmente formalizzato le dinamiche processuali a modo loro, utilizzando le parole del processo, ma dividendosi i compiti senza paura, ma con grande coraggio e grande intraprendenza, spinti e aiutati anche da me che rappresentavo la difesa, il dottore Rossino che rappresentava la pubblica accusa e la dottoressa Casa che rappresentava il tribunale. Quindi noi abbiamo soltanto materialmente assunto le vesti dei tutor dei ragazzi che da soli e con grande preparazione, coraggio e intraprendenza hanno svolto quello che è un vero e proprio processo, e devo dire che è stato un grande momento di incontro soprattutto con le altre scuole intervenute, le quali hanno manifestato il loro appoggio e hanno mostrato le loro riflessioni circa il caso specifico che abbiamo portato, che era un caso specifico assai reale. Quindi io direi che grande parte del merito ce l'ha la preside che ha portato avanti questo progetto, grandissima parte gli alunni che si sono preparati con grande piacere, e poi il pubblico ministero e il giudice che hanno manifestato grande intelligenza e grande disponibilità.